Chiastros Live Show per l'ultima mezz'ora della puntata, ormai epica se posso dire così. Questo non è un pubblico ma è una tifoseria. Vero, vero. Signori miei. È bello dire signori miei. Sì, È vero, sono dei sir, delle lady e dei sir qua con noi al Caffè dei Libri. Ebbene sì, e non solo, perché qua abbiamo anche i nostri rappers, i nostri MC, e abbiamo qui già col microfono, vedo il microfono nelle mani, io quando vedo il microfono nelle mani di Tubet, sì? non mi emoziono, ma vivo, entro in un inferno di goduria. Tu vorresti essere la frequenza che esce dalla sua bocca in quel momento, è possibile? Vero? Lo so. E allora adesso facciamo Io così. vorrei essere il suo cudino. Assessore, io voglio essere la sua cravatta. Potrebbe essere un circolo vizioso di voler. Vero, Perché non essere facciamo una puntata dove tutti dicono quello che vogliono essere in quel momento? Secondo me avremo un boom di ascolti in quel momento. È vero. E allora, questa volta facciamo così: possiamo fare 2 minuti e mezzo ciascuno, così diamo le istruzioni ai nostri DJ. Inizia Tubet, a te il microfono, mandiamo la base, Tubet freestyle. Libero, fai tu. Fai 2,5 che il tempo lo di mezzo da un pezzo, tipo cortina frazione di carni A, tipo leone di Lernia. Qua la gente si inerpica per capire una battuta tipo Mila e Shiro. Io ti prendo in giro ma non voglio fare robe troppo complicate. Preferisco le cazzate belle scontate, rilassate, per la gente che mi ascolta alle serate, con le ascelle pezzate, date sudate. Tu ascolta, adesso cos'è? Ascolti solamente incastri mentre ti bevi un buon tè. Qualcuno si fuma un narghile, ma com'è? La mia mente non è abbastanza attraente, tipo un autoreggente che si è sfilato quando qualcuna si è sposata ma il fidanzato non è ancora arrivato. Succede così, il fatto ti prende per il gluteo. Vuoi giocare tipo su buteo? Ne ho di giochi così anni 90. Siamo old school e quindi facciamo spesa alla standard. Tiriamo fuori lo standard e andiamo a Pasquetta a sgarfare con la panda e con la lambretta. Si va di fretta qua in Friuli, ma sotto a Baien partaliano noi non spacchiamo mai i culi. Alle mie orco tabaente nestre lenghe, che la gente è poi contente, si sente poi a chiase, spude anche sul microfono che tante alle compagne, la gente ascolta e non me la base, sono tutti smonadis, chiappe la vita con allegria, con filosofie che tanto poi va via, lascia la monotonia, il marom, taschi a rompe, mande dotte a fancul che di te resta e non me fompi, oh, la poesia che tu has, non è nia, come un palestinesco, un mango, un clasco, entri la pulizia, le mie orche tu la si stacca, alle sempre stes drama, metamorfosi come Kafka, ien che mi ascolta di là dal bancon, ien che mi ascolta di caffè da Bangkok, ma non me se fossi a Milano che papà il culo del sole fa usare spiane anche a me stesso di Besol, quindi la se stalis robis commercials e venga a sentire rap tranquillo dentro i bars. Io mi divierto se comune volte, anche se la mia mentalità e anche la mia quai è sconvolte, sono masse troi sator e non intendo che parla in montagna e dal CAI, ma intendo che il mio CAI ogni tanto si ferma quasi mai dentro tu ne fighe e quindi alle dotte un battibui di metti in rime. Troppo di là in davanti, mi sta tagliando, faccio che sono 2 minuti e niente, quindi io ora di fermare. Tubet, spieghi. A un certo punto io sono andato in panico perché mi sono reso conto che non ho tenuto il conto dei minuti. Ho detto, ma sono finiti o no 2 minuti e mezzo? È tipo un servente a sonagli che ti ipnotizza con questa. Ma meno male che si è accorto lui. A un certo punto Tubet alla fine ha detto, finiti o no? Grazie, Tubette! Grazie. Vai, Tubet! E allora io chiamo. Dov'è Joao? Joe! Allora Joao! Joao Kid. Ciao, Joe! Passiamo il microfono, vieni qua nel mezzo. Joao Kid ha preso paura di Timore MC. Timore MC che è dopo veramente il più forte e devastante, ragazzi. Dopo ti sfiderà in un freestyle. Sarà dura contro Timore. Al perché... Caffè dei Libri. Posso dire solo questo. Vai. Joao, vai di base. Io
Yo, adesso senti questa rima, senti questo beat e senti le rime. You know what it is, what I'm spit. Yeah, adesso parte il diss. Adesso senti qua questa rima fra. Rappresentiamo sempre Udine città. Yo, un saluto a DJ Tubetta, a DJ Susi là che ci sta a guardare con la maglia di Tupac. Con questo freestyle è in diretta, lo sai. La tua tipa è proprio una sciacquetta, una babetta. Quindi queste rime vanno di abitudine perché noi rappresentiamo la città di Udine. Sulle mani per il Friuli. Questi MC keep it real, spaccano i culi. Yo, e quindi portiamo lo stile vero improvvisato. Lo sai, senti, sono già gasato, senti qua. Adesso ci divertiamo perché lo sai amico, noi improvvisiamo. E questo microfono. E quindi adesso ti faccio andare nella tomba, nel sarcofago, come tu fossi una mummia, capisci? Amico lo sai, non vieni qua, non mi schernisci. Dove cazzo è MC Rancore? Amico non mi fai paura, non mi fai timore. Veniamo qua e ti spacchiamo bro. Lo sai, portiamo sempre il vero stile, lo show. Yeah, sembra uno del Parco dello Stelvio. Sulle mani per Abele Pelvio. Mi sono un po' inceppato e quindi adesso lo sai, sono incatenato no, e quindi adesso riparto. Come l'enigmista ti taglio un arto. Yeah, yo, e quindi adesso vado con lo show. E quindi adesso non pago l'affitto. E quindi adesso come bello figo faccio tirare giù tutto il soffitto. Yeah, e vado in giro nel bus. Sono a Yeye Brazzo. E adesso ti faccio esplodere i brufoli gonfi di pus. Yeah. Signore, Yeye signori, Ah, Yeye Brazzo. Io un mix credo, fra umiliazione e schifo in questa immagine. io mi ricorderò per sempre la frase d'ora in poi. Sei come cosa hai detto? Oh. Sei uno del Monte Stelvio, del Parco dello Stelvio, Abele Pelvio. Pur di trovare una rima con Abele Pelvio. Sempre nei vostri cuori. E si prepara nel frattempo lui. Attenzione Grizzly. Quanti anni hai tu Grizzly? Signore, dillo il microfono. 18 da marzo. 18 anni Quasi da fine marzo, marzo. una nuova leva Grazie. dell'hip hop qua a Grazie, Udine grazie. di Friuli. E ora vai di base, Grizzly, 2 minuti e mezzo per te. Oh, yeah. E la rima continua, parla degli Brazzo, ma i rapper che mi sfidano mangiano peperata alle 7 di mattina. Non ci stai, ma alla fine ogni rapper che mi sfida piange. Contro di me fanno 3 uomini e 3 gambe. Non ci stai ad improvvisazione, sempre una tecnica e metrica che porta all'improvvisazione. Non ci stai, alla fine questi rapper che li faccio a fette mi sfidano e vanno in autocombustione. Oh, e non ci stai, scrivi veri, scappo trafatto dai vedi, ma alla fine non ci vedi. Stili neri, fumo tenso e penso che questi rapper sono tutti quanti che marionette li faccio fuori in un momento. Ma capisci mentre rimi, la TPG se lavora al Mac non chiude manco i panini. Oh, ma come ci sta ad improvvisazione, belle vecchi steak, quale Tony F, Tony Checche. No, e lo capisci sempre questa rima, me ne frega proprio un cazzo se il mio flow poi non ti arriva. Campissi vastri, ma alla fine come siete messi? Come nel calcio, fai cagare, quindi siete messi male. Non ci stai di improvvisare, questa roba è vero old school e tu, frate, non lo sai fare. Questo è un dissing, capisci? Solo perché non c'ho niente da fare, ma la Dark PG non le sa fare, quindi non le chiude queste robe. E alla fine sono robe nuove come virus nel computer. Di incastri vasti messi, vediamo se fate i miei testi. Nei compromessi inseriti, capiti nei miei testi. Graffiti continui, inseriti sopra il beat. Volete fare rime? Ok, adesso parti in extra beat. Stronzo misura che sei una controfigura contro la mia canzonatura. Io vado fuori misura, aumento un attimo la velocità perché si sa fra, tu fai pompini, allora vado più veloce come li fai tu a dismisura. Lo capisci che alla fine strisci contro di glizzi. Se non interrugisci, bella, fumo erba. Tu sei una merda, faccio una merda che autoconcepisci mentre rimi. O tuoi fratelli alla fine pippi copa e siete dei cretini. Non ci stai in freestyle ad improvvisazione. Lo capisci, sei fottuto sempre qua sopra il beat. Non mi sei compiaciuto, ti sei fottuto e non mi hai manco risposto al cazzo di diss. Oh, Signore e signori, Grizzly, un applauso.